Benissimo. Posso farlo? No, ma se no facciamo dialogo. Facciamo qualche altra domanda. Allora, lì c'è il signore là. E anche là. Allora, io sono di prendere questo concetto di identità territoriale perché io credo sia essenziale. Preciso che io ho diretto una filiale di un'altra banca, della Banca Nazionale, in piazza Monteluna dal 2002 al 2007. Quindi la Veneto Banca era il mio concorrente, quindi la conosco, penso, molto bene. La conoscevo anche prima perché l'ho sempre lavorato qui in zona. Io credo che la debolezza sia comunque l'ultimo anno, non è l'ictus che fa malare l'uomo è malato perché ha il colesterolo, ha la pressione alta. Nel 92 un consigliere importante di Veneto Banca, della Banca Popolare, anzi in quegli anni, mi diceva avremmo dovuto chiudere in perdita di 15-20 miliardi, ma chiudiamo in utile di 20 miliardi. La crisi economica del 92, la crisi valutaria del settembre, la prima crisi del calzaturiero in zona. Da allora poi sono stati anni buoni perché gli anni 90 sono stati anni buoni per questa zona in particolare, quindi tutti si sono tirati su, diciamo. Con l'avvento del 2000 sono arrivati i grossi gruppi bancari e quindi la banca ha dovuto un po' soffiare per stare in corsa. Ecco che si sono diventati determinati prodotti, certi mutui, certe cose che poi servivano a stare, diciamo, in corsa. Il problema qual era? Che in quegli anni non si è riusciti, e qui tiriamo in ballo la politica, tiriamo in ballo un po' tutti, mettiamoci anche un po' non siamo riusciti a farla popolare veneta, che doveva essere una grossa banca che poteva competere con i grossi gruppi nazionali e poteva tenere banco unendo le popolari di Verona, di Vicenza, di Treviso che era Montebelluna, di Padova che c'era l'Antoniana. Quindi il potere politico non è riuscito, io non do quello perché capisco che non è facile, ma potere politico, categorie industriali, non siamo riusciti, diciamo, ecco, prendiamola larga, non siamo riusciti a fare quello che doveva essere l'espressione bancaria di una regione che è la locomotiva d'Italia. Era una locomotiva ma non è riuscita a unire invece il potere finanziario, per cui Veneto Banca ha dovuto sopprimere, diciamo, questi attacchi di grossi gruppi che naturalmente con gli anni a venire calcavano. Vediamo di cucinare qualche domanda ancora perché dopo è difficile beccarlo ancora. Ecco, dice domande che così ci chiariamo le cose. Sì, un po' io necessariamente mi ripeto. Ho apprezzato molto l'intervento del professore perché mi ha chiarito delle nozioni che così in questi mesi ho imparato e ho appreso dai giornali. Io mi chiamo Donatella Peruc e parlo come socia della Veneto Banca. Allora, io vorrei ricordare che la Veneto Banca è stata popolare fino al 19 dicembre scorso. E quindi, come diceva anche la senatrice, noi pensavamo di avere un qualcosa di sicuro. Il professore dice c'è differenza fra le 4 banche fallite e noi, le 2 banche venete, ma dal punto di vista pratico i 200 e tanti soci, e quindi sono coinvolti almeno 1 milione di veneti, non ha, e le imprese, più di 200.000 soci, quindi siamo coinvolti quasi 1 milione di veneti, non abbiamo e le imprese, non abbiamo i soldi per il dentista, non abbiamo i soldi per mandare a scuola i nostri figli e non magari abbiamo la possibilità di una badante. Quindi il disastro nel tessuto socio economico della zona è veramente pesante e quindi ne risente tutta l'economia in maniera molto pesante, con un'economia già in difficoltà, con una ripresa molto lenta. E poi voglio venire un po' alle responsabilità, perché è giusto che non parli la fiscalità generale, ma io mi chiedo perché devo pagare solo io, come dico io in maniera emblematica, come socio. Io ho analizzato bene le carte per quello che ho potuto, perché non ho una cultura adeguata, però ho analizzato, mi sono letta le relazioni di sindaci, della società di revisione, eccetera. Allora, c'erano dei principi contabili da rispettare, c'era Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3, però noi abbiamo accumulato crediti su crediti, quelli che lei professore chiamava gli NPL,
crediti di miliardi e miliardi. Perché non abbiamo fatto, dico non abbiamo fatto come due banche, la politica sul territorio, e nessuno ha controllato perché quei crediti diventavano deteriorati. E voglio far presente che quei crediti non erano di chi perdeva il posto di lavoro che non poteva pagare il debito, ma noi, il mutuo della casa, ma noi abbiamo prestato soldi all'Alitalia, abbiamo prestato soldi a Verdini, e poi quelli sono anche stati restituiti da Berlusconi, quindi si può anche spiegare la politica nazionale. Abbiamo e stiamo, e qua me ne rammarico veramente che nessuno intervenga, e che magari la Consob intervenga un altro anno, prestiamo i soldi alla finanza, a quella finanza che non ci ha restituito, che ha dato i crediti deteriorati, e io parlo anche chiaro perché lo dice i giornali. La finanziaria di Conegliano, io sono cittadina di Conegliano, ha dei debiti molto pesanti detti dall'assemblea, dalla D. Carus il 19 dicembre, e abbiamo alimentato un altro veicolo finanziario di 300 milioni. Quindi io dico, ma io come Socia che cosa posso fare? La Banca d'Italia non ha controllato, perché poteva pure dire questi sono crediti deteriorati, ci sono crediti deteriorati da 8 anni, ma è possibile questo? E allora io da chi sono difesa? Da un'ipotetica giustizia che, se farà giustizia, se non ci sarà la prescrizione, magari fra 7-8 anni. E io attualmente, dico io sempre in maniera emblematica, mio figlio con che soldi lo mando a scuola? Hai evocato l'Italia, sì, è vero che hanno restituito 91 milioni. Sì, hai evocato quello, sì, è vero che sono stati restituiti alle banche, ma non agli italiani, perché i 4 miliardi sono una riforma della scuola completa, persa per mettere il bollino sull'Italia. 4 miliardi. Ma perché dall'Italia si è rivolta? La riforma, cioè, quell'operazione da prego, il signore questo. Il nome? Faccio adesso la vicentina del fondo Trance. Volevo capire un attimo Unicredit, che ha prestato un miliardo di euro, e Intesa un altro miliardo, che all'interno della governance, per così dire, perché è una mia impressione personale che la Vicentina sia ad oggi diventerà di Unicredit e il Veneto Banca in Intesa. È una mia impressione personale. Quindi una previsione. Sì. Poi carta domanda. No, ad oggi nel mondo $100, 90 sono impegnati in finanza e 10 in economia reale. Che questi ultimi anni anche in Italia ci stiamo orientando in questo senso. Volevo capire il governo sull'economia reale cosa pensa di fare, perché stiamo parlando di banca, però sono stati i imprenditori, vorremmo capire anche come le fatto in quella direzione, perché continuiamo da anni a parlare solo di banche, ma l'alternativa è reagire sull'economia reale. Sì, anche io volevo, se era possibile, il problema è la Banca Europea che sottolinea dei fondi, questi fondi arrivano con difficoltà agli artigiani e anche con tassi alti, per resta ancora adesso per comprare un'automobile bisogna avere interessi consistenti, no? Come mai nonostante queste iniezioni di liquidità al piccolo non arriva questa facilitazione? Era solo un'aggiunta a quello che volevo dire. Cosa, vuole dire una cosa? No, c'è la signora. Buonasera, Cecilia Geremia. Allora, mi aggancio alla domanda di prima. Se le banche non danno credito alle vite, eccetera, parlava prima il professore che c'è una piccola parte che viene data dal privato, in che forma e come? Perché magari non tutti sanno che è possibile, per esempio, andare
Di solito gli imprenditori quando hanno bisogno vanno in banca per chiedere il prestito, se non viene dato dalla banca per una serie di motivi, si dice prima che può essere fatto anche dal privato, ecco. In che forma e come? Altre domande, se no facciamo rispondere. L'ultima, Se è microscopica. volevo chiedere una cosa. Microscopica, proprio di 2 secondi. Nel caso di vendita delle sofferenze delle società, chi stabilisce il prezzo e se viene utilizzato lo stesso sistema delle cartolarizzazioni? Fulminante proprio, perfetto. Fatto lì, chi stabilisce il prezzo? Chi stabilisce il prezzo? Chi stabilisce... Andiamo, vabbè. Chi stabilisce il prezzo è il mercato e proprio per quello abbiamo bisogno di uno che mi faccia un prezzo più alto di un possibile speculatore. E il meccanismo sì, funziona esattamente come le cartolarizzazioni con la garanzia pubblica, però con il sistema delle cartolarizzazioni vengono eliminate tutte le partite più a rischio, per cui il rischio rimane ancora alla banca. no, è proprio lì il punto. Cioè io ho delle tranche diverse, dall'Assini Io ho fatto 2 cartolarizzazioni delle popolari di Vicenza, venivano scattati tutti i crediti, cioè tutti i finanziamenti per i quali non erano ancora state pagate le prime 16-18 rate, oppure quelli che erano arrivati al pagamento delle ultime 6, e il motivo è comprensibile. Se viene fatto in quella maniera, la vendita di crediti sofferenza non presa per il... No, l'idea è io prendo tutti i crediti, poi l'implementazione pratica ovviamente lo vedremo, però io prendo tutto, dopodiché l'idea nostra originaria era la garanzia pubblica e la metto sulla parte più rischiosa. Su questo l'Europa ha avuto da ridire e quindi noi la garanzia pubblica in realtà la mettiamo sulla parte meno rischiosa, però al fine di far cosa? Se io mi impacchetto tutti i crediti in un unico prodotto, dentro c'ho la salsiccia dove dentro c'è la parte più buona e quella cattiva. A quel punto se la salsiccia è unica è indifferente se io la garanzia te l'ho messo sulla parte buona o la parte cattiva. State attenti a quello che fate. L'Europa vi dice mettila sulla parte buona in modo che non evito di stare. Bene, è quello che facciamo, dopodiché il veicolo impacchetta in un unico prodotto e quindi nei fatti la garanzia abbassa il prezzo di tutto il prodotto. Certo, sarebbe troppo comodo acquistare solo quelli che hanno una probabilità. Esatto, le garanzie pubbliche sempre in teoria sono proprio questo qua. State attenti, ve lo dico. Perché se no va a perdere anche perché stiamo rifacendo lo staff tra l'altro vi incoraggio, si mettono nei guai il prodotto. Il Presidente legge personalmente tante email che gli arrivano, anzi a volte ci chiamano e ci fa approfondire quelle idee, quindi vi incoraggio a scrivere al Presidente. Allora, velocemente, in realtà questo è un giro di sollecitazioni molto forti. Vado anche qua per fatto, perdonerà, il provvedimento l'anno scorso si chiamò Investment Compact e prevedeva qualche strumento del genere, rafforzava i bond di distretto che in realtà vengono dal governo Letta, sul fatto che le piccole e medie imprese possono mettersi insieme per fare forza finanziaria sufficiente da emettere un bond di distretto. Ci sono alcuni strumenti di venture capital, ci sono alcuni strumenti per le start-up di impresa, non mi sentirei di dire che è la rivoluzione. Il secondo tempo di quell'intervento, il decreto finanza per la crescita che stiamo preparando, che spero possa avere qualcosa di più chiaro. Ovviamente non è che dal giorno d'oggi si dice si crea mercato quando il mercato non c'è. Il primo canale primario non bancario è il mercato borsistico e obbligazionario, quindi il punto è portare la nostra struttura industriale a potersi quotare in borsa. Sappiamo che noi abbiamo imprese piccole, è stata la nostra forza nel passato, anche qui però è stata la nostra forza nel passato, certamente non dobbiamo buttarla a mare, è stata la nostra forza nel campionato a 6 squadre col campo da 100 metri. In un campo da 300 metri con 1000 squadre. Ora, non prendiamoci in giro, la Germania ha la nostra stessa percentuale di piccole e piccolissime imprese.
dov'è la differenza? È che le loro imprese non piccole sono più grandi delle nostre, quindi non è che dobbiamo buttare a mare il 95% di imprese sotto i 50 dipendenti che abbiamo, non è quello, perché la Germania ha le stesse nostre, è quel 5% che rimane, che è più grosso. Quindi la sfida più grande, per rispondere alla sua domanda, è portare quelle a quotarsi nel nostro mercato in modo che non sia più critico lo scritto come viene chiamato. E poi ci sono strumenti diversi, appunto che abbiamo raggruppato nel provvedimento di Investment Company dell'anno scorso, soprattutto in quello prossimo, che anche di venture capital, vi faccio l'avvocato del dialogo da solo, nella Silicon Valley funziona, quindi no, capitali privati, fondi di private equity che si mettono a investire direttamente nelle imprese. E cosa pensate che con il decreto lo vogliamo fare in Italia? Poi lo facciamo il decreto in cui si dice è possibile, vieni, ma non è che uno così mi attacco all'altro pezzo, cosa fate per l'economia reale, che dovrei però iniziare a parlare adesso e finire domani mattina. Però cosa fate è per far sì che uno venga a investire in Italia con private equity, un investimento finanziario o ancora meglio un investimento reale, io devo rendere il paese attrattivo, devo tanto stabilità e credibilità, ma poi devo far funzionare meglio il mercato del lavoro, pare che qualcosina quello devo fare, devo far funzionare meglio il mercato dei capitali, che qualcosina stiamo facendo, devo far funzionare meglio la pubblica amministrazione in questo paese, abbiamo fatto una riforma con 16 decreti legislativi, ieri 11 di questi hanno avuto un delibera e conferenza unificata. Ma guardate che da dentro se ne parla poco, ma c'è della roba, vedete quello che abbiamo scritto sulla società partecipate, si rivolta al settore come un calzino, ci mancano alcuni decreti sul testo unico del pubblico impiego, per andare a capire come si lavora nel pubblico impiego, c'è la digitalizzazione della pubblica amministrazione, c'è il testo sulle camere di commercio, se ne parla poco delle riforme, ma è lì, la riforma della giustizia, la riforma della scuola, e dobbiamo far sì che la gente ci venga a investire in Italia. Ora, ripeto, è tutto solo io meno che uno fa, però il fatto che sono in terra, come dire, che a volte vede diversamente alcuni territori del paese, nelle sue generazioni, ritengo io, ma il fatto che Apple e Cisco, molto ovviamente gelati e i bicchieri di carta, stiamo investendo centinaia di milioni di euro a Scampia, beh insomma, forse qualche segnale incoraggiante ma che l'ho vista. Apple e Cisco, poi qualcuno anche lì dice, non è effettivamente, quindi 600 sviluppatori di app a Scampia, adesso dire proprio una cosa brutta, non incoraggiante, qualche problema io ce l'ho. Questo sul lato dell'offerta, perché ricordate cosa ho provato a dire all'inizio, se il paese non cresce da 20 anni, non può essere un problema di domanda, è un problema della nostra struttura produttiva, e i problemi della nostra struttura produttiva si risolvono con provvedimenti strutturali, cambiare il mercato del lavoro, cambiare il mercato dei capitali, cambiare il sistema formativo, cambiare la pubblica amministrazione, cambiare la giustizia, e cambiare, io se c'è una volta in cui vado in bestia, e quando mi si viene a dire ma la legge elettorale, la riforma costituzionale, non dite che cosa ne pensate, come voterete al referendum, ma non mi dite che quelle non sono riforme economiche, non avevano anche a fare con l'economia, scusate, ma avere un paese che ha avuto 67 governi, 63 anni, fare una legge elettorale che mi dà la certezza che la sera delle elezioni so chi ha vinto e che governa 5 anni senza stare a ricorrere il verdire di turno, ma non è una riforma economica. Come si fa a fare riforme con un minimo di prospettiva se non so se il mese prossimo il governo è in piedi, perché la legge elettorale è tale per cui devo stare a ricorrere un parlamentare o 2 parlamentari ad essere sottolineati in un partito dello 0,3%. Non è una riforma economica. Cioè la riforma costituzionale, volendo il bicameralismo paritario, non c'entra con l'economia, c'entra con l'economia. Se noi nei nostri scandinavi di Palazzo Chigi
veniamo fuori con una legge, dopo essere stato in Veneto a sentire qualche buona idea, una buona legge, la approva il Consiglio dei Ministri, va alla Camera, poi va al Senato cambia una virgola e torna alla Camera cambia un punto e virgola e torna al Senato cambia una parola e torna alla Camera, e passano gli anni. E il problema che come avete detto qui stasera non viene risolto, cancellare tutto questo, fare una sola Camera che fa molte leggi, non è no. Il discorso è lungo, si Certo, potrebbe dibattere molto. Il discorso è lungo e si potrebbe dibattere. Per carità, infatti mica l'ho detto che... Vediamoci un'altra sera. Per carità, no, sto dicendo, guardate, insomma, rendere il processo legislativo più veloce e il governo passabile e mettere nelle condizioni di rispondere ai problemi della gente in maniera veloce, dopodiché magari... Il cameralismo perfetto andava molto bene. Ah sì,